Ho qui davanti a me Chiara, personaggio importante non solo per Milano ma anche per il nord Italia, insomma, perché da molti anni è un'artista conosciuta perché ha cantato dei brani molto molto particolari, ma io direi di partire dal suo curriculum personale, cioè, ovvero Chiara, come nasce artisticamente? Ciao Walter. Allora, io nasco artisticamente, prima di tutto sono figlia d'arte, che la mia mamma era un soprano lirico e mio papà un albergatore, quindi sono andata in mezzo alle due cose, no? E ho amato la musica da mia mamma naturalmente, volevo studiare lirica ma non mi hanno appoggiato i miei perché è uno studio troppo, diciamo, lungo e niente, allora mi sono data la canzone leggera, la musica leggera e anche motivi di operette. Amavo molto Edith Piaf e cantavo le sue canzoni sia in italiano che in francese. La storia è lunga perché io ho cantato per tanti anni, dopo mi sono sposata, sono diventata mamma e ho fatto un po' la chioccia con le mie figlie e non mi andava più di andare a far tournée, andare in giro. E dopo, quando loro sono diventate un po' grandine, ho pensato con mio marito di aprire un locale mio. Quindi abbiamo aperto questa osteria Amici miei alle spalle della stazione centrale, quando tutti i locali milanesi erano sui Navigli, quindi non è stato facile portare la gente in un'altra zona. Ho cominciato con 2 chitarre, poi un pianoforte e poi tu lo sai, sei venuto. E allora io intrattenevo i clienti pur non negandomi anche in spettacoli, anche in altri locali, in teatri, eccetera. Poi il mio punto fermo era la mia osteria, l'ho creata io, di lì sono passati tutti, da Bramieri a Walter Chiari a Rivera, a Bearzot, Claudio Villa, insomma ho conosciuto tutti questi personaggi. Cantando, ecco il momento, io cantavo musica leggera, come dico in italiano, in napoletano, in francese. Ma pur essendo milanese da 7 generazioni, il milanese lo cantavo solo in casa mia, no? Mia bella Madonnina, ecco così. Sino che negli anni '80 è venuto fuori questa moda dei dialetti, questi concorsi di dialetto milanese, ho detto perché non farlo anch'io che sono milanese. E ho cominciato a partecipare a queste cose, ho fatto un primo disco, un secondo disco, un terzo disco di canzoni milanesi, se non che un giorno ho incontrato Luciano Beretta. Luciano Beretta è paroliere di Celentano, come tu sai, di tanti altri, ho scritto più di 2000 canzoni e quando ho sentito la mia voce, lui che era stato il traduttore della Piaf negli ultimi anni della vita della Piaf, aveva tradotto delle canzoni dal francese all'italiano. E allora quando ha sentito la mia voce ha detto che insomma avevo nella gola questo impulso come l'aveva la Piaf, queste vibrazioni, e ha scritto per me delle canzoni, i successi, dalla Via Rose, Je ne regrette rien, Ino l'amour, Ami l'ort, insomma, Le Trois Cloches, queste canzoni me le ha scritte in milanese. Di lì è nato un disco in Edith Piaf, cioè una Piaf inedita. Cioè io non dovevo fare la brutta copia di nessuno, non dovevo fare l'imitazione della Piaf, ma cantare io con la mia voce questi pezzi. Ecco, è andato così, quello è stato il mio successo più grande, perché che fa la Piaf in milanese non c'è nessuno. Poi di lì anche altri mi hanno scritto anche pezzi della Maglia Rodriguez come Lisbona Antigua e altre, insomma, che ho cantato anche sempre in milanese. Poi la colonna sonora del film Paradise, hanno scritto Paradise in milanese, New York, New York, insomma io c'ho un repertorio grandissimo che poi secondo dove mi trovo lo canto poi in milanese o in francese, come capita, insomma, un po' in insomma, un po' così, un po' così. Volevo chiederti, delle canzoni della Piaf, sì. Cosa pensi che sia la differenza che c'è tra una canzone francese e una canzone milanese? Ovvero, la canzone milanese tradotta, secondo te perde il suo significato originale, perde il suo sapore, perde il suo spirito oppure no? Ma guarda, le mie non sono traduzioni, ma sono testi in milanese, perché non rispecchiano proprio alla lettera quello che, ecco, tranne l'Ino l'amour o qualcosa del genere. Il francese è il francese, insomma, è nato in francese, però rende molto bene anche il milanese, visto che nel nostro vocabolario non so quanti vocaboli abbiamo in milanese che sono poi francesi. Tu vedi le feuilles mortes, l'Ino l'amour, in milanese e in francese, insomma siamo lì, ecco. Certo. Io, la canzone francese
è bella in francese, però questa novità di farlo in milanese io vedo che incontra molto, insomma, perché non lo fa nessuno, ecco. Quindi diventa una cosa originale poi. È una cosa mia, personale, ecco, io sono la Piaf di Milano, così dicono. E la gente come ha reagito alle prime presentazioni milanesi di questi pezzi? Ma sì, meravigliata e stupita anche un po', no? Quando tu dici che la Via Rose diventa un strash di seda rosa, potrebbe essere uno strash, potrebbe essere una cosa, invece no, perché vuol dire che quando io sono fra le tue braccia divento come uno straccio, è vero, però uno straccio di seta rosa, quindi con questo straccio pulisci i pavimenti, fammi quello che vuoi, ma io divento sempre rosa. Quindi poesia, insomma. Poesia di Beretta questa sicuramente. Un grande Luciano Beretta. E trovi che sia cambiato il pubblico di oggi verso la lingua milanese oppure no? Ma sono cambiati soprattutto gli artisti, che non ce n'è più, che canta in milanese se non gente già da una certa età, i giovani tranne te, E poi tu sai le bellissime serate che abbiamo passato all'Osteria, cantando di tutto, dalle canzoni della Piaf, ad Anzi, a Vecchioni, a Ivan della Mea, tutte queste canzoni. Io ho un repertorio vastissimo in milanese, ecco, e canto di tutto Sono cambiati gli artisti, quindi. Sono cambiati gli artisti, sì, perché io non voglio parlare male di nessuno, non mi metto in cattedra sicuramente, però la canzone milanese va fatta o come la fai tu, anche un po' cabaret, o tu la senti, l'hai vissuto Milano. Se canti La povera Rosetta, se canti, tu devi sentirtela dentro così, non puoi cantarla così come una canzonetta qualsiasi. Quindi i giovani non riescono a entrare proprio in questo personaggio. E quelli invece non più giovani, i migliori se ne sono andati, e tu lo sai. E quelli che hanno scritto delle cose bellissime come Nino Rossi, come Di Miccoli, come tanti altri. E quelli che sono rimasti sì scrivono, però secondo me non c'è più quel filone romantico, milanese, comico, così, insomma. Però il pubblico, ecco, milanese, che ne è rimasto poco, quello che c'è ancora, che viene nei locali, apprezza. Dice, finalmente sento cantare in milanese. Apprezza anche chi non è milanese? Certo, perché io poi intanto dico, mi rifaccio la canzone milanese tu quei che vivono a Milano. Quindi noi siamo tutti quelli che vivono a Milano, sono milanesi, amano la nostra città, e io sento anche dei meridionali che proprio apprezzano la canzone milanese perché si sentono milanesi, però bisogna dare importanza, cioè nel senso che quando io vado sul palco dico magari ci sono i miei terroncelli qua, aspetta che canto in milanese, tanto capisce il nagot, invece capiscono, no? E bisogna coinvolgerli. Ecco, se li coinvolgi allora tu vedi che come intoni Mia bella Madonnina cantano anche loro. Cioè, quindi bisogna dar loro le canzoni con la chiave giusta. Ecco, che anche loro, per esempio io quando si canta il Mamì, che di sto brutteron, ecco io l'ho tolto dal mio vocabolario, che il bel teron, se la prendono, hai capito, se la prendono ridendo, arriva. C'è stato una volta che del brutteron mi fa, ma come si permette, guarda che non l'ho scritta io la canzone, questo qui così era, così la canto, no? Cioè non è che hai detto non è un'offesa, ma non l'ho scritta io. Non l'ho scritta io, se la canzone è così. Sei scivolata via così. Ecco, però anche alle volte mi dicono, ma tu con i meridionali, diciamo così, gli dici tutto quello che vuoi, come quando io canto la canzone, Salvatore, che la faccia dei Teron, i Barbì, Snegher, bel marocchino, non si offendono, non si offendono, con me non si offendono perché sanno come glielo dico, insomma. Certo, insomma, è sempre il modo di presentare le cose che è quello che conta, no, alla fine. I miei teroncelli fanno parte di Milano, però no, di milanesi insomma ce ne sono che amano la canzone. Allora, se vengono in certi locali vengono per sentire il milanese. Questo, sanno dove devono andare a sentire il milanese. E quando ti dicono, signora, perché canta in milanese? Io non la capisco, tu cosa rispondi? Quando cantano in inglese, capite? Chissà che stafalcioni dicono, che si studiano la canzone magari e non la cantano neanche correttamente, e ecco, allora eventualmente, come dici tu nel tuo cabaret, passiamo le cuffie, insomma. Certo. È vero. Un'altra cosa. Io un momento, ho l'Ambrogino d'oro, preso il Lamborghini sì, d'oro. diciamolo. Ma c'eri anche tu quella serata, sì, all'Auditorium San Fedele, ecco, e l'Ambrogino d'oro, tu devi sapere che gli assessori ai tempi
avevano in tasca le manciate di Ambrogini d'oro e d'argento, e quando magari incontravano un cantante così, ciate due Lamborghini, tiravano fuori dalla tasca Lamborghini e glielo davano in mano sta medaglietta. Invece averla presa come l'hanno presa veramente chi ha preso come me e altri personaggi vuol dire presentarla in un teatro con un assessore o col sindaco che ti consegna sia il diploma, la motivazione e l'Ambrogino d'oro. Io mi dimentico sempre di dirla questa cosa, invece io ho l'Ambrogino d'oro. Benissimo, beh, insomma, una cosa che ti dà merito, anche perché hai diciamo fatto conoscere non solo le canzoni già conosciute della Piaf, ma anche un repertorio popolare e originale, perché quello della Piaf lo è, a persone, a generazioni anche che non le avevano mai sentite, quindi hai avuto un ruolo e hai tuttora un ruolo insomma non indifferente, no? Poi tu lo sai che io ho fatto tantissimi concerti per beneficenza. E quindi anche questo è servito molto, e vedi che l'ultimo che ho fatto, c'eri anche tu quando abbiamo fatto per Beretta Applausi, che è venuto come si dice, questi qui dell'Associazione del Bambino Nefropatico, cosa hanno detto? Tramite Chiara ha sensibilizzato tanta gente in questi spettacoli, quindi o sono venuti allo spettacolo o dopo hanno mandato il loro contributo, e insomma anche averlo fatto per beneficenza è stata una bellissima cosa. Io per esempio ho inciso diversi dischi che poi ho venduto per beneficenza, ho dato il ricavato soprattutto all'Associazione dei Bambini Nefropatici della Clinica di Milano, alla Lega dei Tumori, insomma ne ho fatte veramente tante di queste cose. Tu hai partecipato con me diverse volte, no? È tutto un modo di farsi conoscere, insomma. Poi mi hanno conosciuto soprattutto con l'Osteria Amici Miei. Ecco, diciamo, non è pubblicità occulta, perché non c'è più l'Osteria Amici Miei, quindi facciamo una precisazione doverosa. Quindi un'osteria, no, non taglio, è un'osteria che esiste, è stata particolarissima, perché non solo frequentata da personaggi importanti come hai detto tu prima, ma perché aveva uno spirito tutto suo, tutto particolare. Perché entrava il cliente e usciva amico. Ecco, il cliente non era più cliente, era un amico che cantava con me, che io una volta c'era stato Visentin, il giornalista del Corriere della Sera, che in un articolo ha messo lo stessa bionda che canta fra i tavoli della sua osteria perché coinvolgevo la gente, insomma. Questo è un locale che era nato rustico, è rimasto rustico anche se abbellito eccetera, ma ha sempre tenuto quel suo fascino così, con tutte queste locandine sui muri che parlavano di tutta Milano, insomma. Come tratta secondo te il nord, gli artisti del nord? Cioè il nord è generosa con i suoi artisti? Ma forse non so cosa dirti, poco penso. Poco, perché vediamo anche nelle trasmissioni televisive importanti. Allora io le televisioni le ho fatte tutte quando c'era Tele qui, Tele lì, Tele su, Tele giù, ecco. Poi che ogni televisione aveva il suo spazio della canzone. Ora se non prendi la Rai o Canale 5, le altre televisioni locali non lo fanno più, e tu lo sai quante ne abbiamo fatte. E quindi i personaggi che conducono queste trasmissioni noi milanesi non ci chiamano, insomma. Secondo te c'è un motivo particolare, secondo te? Io non so se è un po' di razzismo, non lo so, perché vedi la canzone napoletana è bellissima, a me piace molto quando posso anche cantare, ma fra di loro si chiamano, si aiutano, vanno da tutte le parti, forse non c'è gelosia, non lo so. Noi milanesi io ho visto anche, non se lo posso dire, anche da Costanzo si sono presentati dei personaggi come Brivio o qualcun altro, pochissimo spazio, tagliato fuori, quando uno parla 4 parole è finito lì. Quindi secondo te c'è una volontà di fare questo, oppure è una cosa casuale? No, io penso di sì, che ci sia una volontà. Io penso di sì, perché a questo punto non può essere una cosa casuale, cioè un personaggio, adesso non perché voglio parlare di me, come altri come me a Milano, che hanno portato avanti il discorso di questa milanesità e non viene chiamato, insomma, cioè uno si è fatto un nome per conto proprio, perché ha aperto un'osteria, perché ha sponsorizzato degli spettacoli, perché ha fatto di suo, di proprio. Ma nessuno ti ha chiamato. Quindi con le proprie forze. Nessuno ha detto c'è a disposizione, non so, il Teatro Nuovo per fare uno spettacolo in milanese. Io ho fatto il Teatro Nuovo, ho pagato il Teatro Nuovo, ho pagato gli artisti, poi in prima persona.
Poi naturalmente quando dalle spese queste le ho tolte, naturalmente adesso date in beneficenza, però io non ho mai trovato un teatro che è disposto a dire dai metti in piedi una cosa milanese, ho sempre fatta con le mie forze, allora non può essere casuale questo fatto. Passiamo al cabaret. Chiara ha visto tantissimi cabarettisti, eccetera. Che cosa ne pensa proprio del cabaret inteso come spettacolo? Chiara, visto che ne ha sentiti tanti, ascoltati tanti e ne ha fatti lavorare tanti anche, diciamo, no? Quindi cosa pensi di questo genere? Pensi che sia un semplice intrattenimento così per spezzare un po' il ritmo di un posto, di un locale, oppure è uno spettacolo che secondo te ha una certa levatura, insomma? Certo, è uno spettacolo di cultura intanto, secondo da chi viene fatto, perché c'è chi pensa di fare cabaret dicendo parolacce, dicendo cose volgari o raccontando barzellette, quello non è più cabaret. Il cabaret è quello che adesso non vorrei perché tu sei qua a dirtelo, no. Come lo fai tu e altri che intrattengono, prendono spunto da quel tavolo perché sono venuti da Seregno e tu dici voi fate immobili perché siete di Seregno, non so, per pigliare questi spunti, dialogare con il pubblico. E deve essere intelligente, perché se è fatto soltanto, è bello il cabaret perché spezza la serata, perché è bello, perché una volta c'era la comicità, andavi al cinema, fra un atto e l'altro c'era il varietà, sì, dove i comici facevano ridere, no? Quindi ci vuole questa parte che però è una cosa culturale se fatta bene. E io vedo che lo apprezzano, insomma. E secondo te oggi, visto che prima si parlava di canzoni milanese in TV, quindi nei grandi mezzi di divulgazione, secondo te il cabaret oggi negli stessi mezzi di divulgazione fa più divertimento o più cultura? Ma io penso divertimento, la gente vuole ridere. Infatti tu vedi che se dici delle cose intelligenti e se non ci butti dentro una parolaccia difficilmente ridono, no? Grazie Chiara, spero di averti presentato, poi mandiamo in onda come sempre le tue bellissime canzoni. Ti ringrazio molto e a presto. Saluto tutti gli ascoltatori e ciao a tutti. Grazie Walter.